Abbiamo chiuso ieri sera una lunga settimana di eventi, di tavole rotonde, di incontri e credo che si possa cominciare a tirare qualche risultato interessante pensando a tutte le tematiche che sono state affrontate in questi giorni. Forse la cosa migliore è pensare alle conclusioni che abbiamo presentato ieri e che sono state lette dal nostro Giuseppe Morbidelli, che è presidente della Banca CN Firenze, il nostro socio nella fondazione. Abbiamo presentato un elenco di 15 tesi, diciamo, o proposte, meglio si può dire, le quali ora adesso potremmo comunque elencarle tutte, ma la sostanza è lo spirito che le anima tutte quante, quello di aver riportato al centro dell'attenzione dei media, dell'opinione pubblica, delle istituzioni, del governo, tutta l'area dei beni culturali e del paesaggio, naturalmente declinati in modo diverso a seconda di chi ne ha parlato, a seconda delle provenienze, a seconda delle specializzazioni. Tuttavia credo che si possa dire che le novità emerse principalmente da queste giornate, che poi sono riassunte appunto dalle 15 tesi, riguardano soprattutto per quanto riguarda l'Italia. Ci sono delle proposte specifiche anche sul vero e proprio, sulla vera e propria missione del Ministero dei Beni Culturali, che noi per esempio proponiamo di denominare non più Ministero dei Beni Culturali, ma Ministero della Cultura, perché sotto la parola cultura ci sta tante altre cose, ma soprattutto ci sembra di aver posto l'accento, e speriamo che trovare orecchie che ci ascoltino, sul fatto che il Ministero della Cultura deve occuparsi anche non soltanto della tutela, della valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio, che sono beni primari per noi, ma anche di tutto quello che ci sta intorno, e io definirei in termini di sintesi, diciamo, l'industria creativa. Per fare industria creativa anche questa si può declinare in tanti modi, ma significa semplicemente un paese, una nazione che vede nell'industria creativa uno dei driver principali innovativi per uscire dalla crisi iniziale. Si dice sempre che bisogna cambiare, bisogna innovare, che bisogna trovare strade nuove, eccetera. Noi pensiamo di aver individuato, di aver dimostrato in queste lunghe giornate di dibattiti, di lavoro, riassunte poi nelle nostre proposte finali, una forte condivisione, ripeto, da parte dell'opinione pubblica. L'abbiamo riscontrato anche nella città stessa di Firenze, che ha partecipato con grande trasporto e in grandi numeri a questi eventi. E abbiamo, io credo, poi consenso dal politica locale, bipartisan da una parte e dall'altra, e poi la politica nazionale. Abbiamo avuto 3 ministri, Clini, Ornaghi e Passera, che ha chiuso un discorso importante, e anche prendendosi certi impegni per il futuro che speriamo lui sia in grado di portare a termine. Ecco, io credo che si è spostata finalmente, si è scrostata da un lato e rimessa in primo piano dall'altro l'attenzione su queste tematiche qui. Questo era il primo lavoro da fare dopo 2 edizioni da Biennale. Credo che questo scopo, che non è raggiunto una volta per tutte, ma insomma comunque intanto si è cominciato a vederlo, io credo che questo scopo si possa dire che è stato raggiunto in qualche modo. Dopodiché bisogna tradurlo in questioni pratiche, bisogna tradurlo in provvedimenti, e questa naturalmente come sempre è la parte più difficile. Però se anche fra le tante proposte che abbiamo fatto noi, anche soltanto qualcuna riuscisse a trattare in fondo, io credo